particolare mi scuso con alcuni di voi che pare abbiano ricevuto la convocazione per le 10:30 e non per le 11 come sapevamo, ma come a voi noto la Sardegna è l'unica regione in cui la mozione Bersani si presenta con 2 candidature. Questa deroga nasce dalla consapevolezza che la sola candidatura di Lai non poteva rappresentare l'intera mozione Bersani. La mia candidatura si pone l'obiettivo di andare oltre lo schema iniziato con le primarie del 2007 che ha contribuito attraverso lo scontro tra i gruppi dirigenti del PD a liquidare una importante esperienza di governo di centrosinistra guidata da Renato Soru e ad annullare, ai noi, in parte anche il partito stesso. La mia candidatura ha l'obiettivo di concorrere ad intercettare la volontà di tanti democratici della mozione Bersani, ma non solo, che non ne possono più di assistere allo scontro tra gruppi dirigenti. Siamo e vogliamo rappresentare una forza all'interno del PD per costruire un partito senza annullarne un altro pezzo. È evidente dalle considerazioni che ho appena sviluppato che sono convinto che la candidatura di Francesca e di Silvio, indipendentemente dalla loro volontà, di cui non ho nessun dubbio, richiamano un periodo davvero difficile per il Partito Democratico. Anche perciò questa candidatura cerca di rappresentare un contributo per costruire un partito nuovo e coeso, capace di offrire un luogo di occasione di partecipazione attiva a tanti cittadini che in questi anni sono stati delusi dai partiti, PD compreso. Per costruire un partito nuovo e coeso, innanzitutto bisogna dire no alla battaglia tra i gruppi dirigenti. Penso e pensiamo a un partito che all'indomani del 25 ottobre ritrovi l'etica della responsabilità e la capacità di riprendere a lavorare insieme. Pensa a un partito che ha nel riformismo uno dei tratti che lo connotano. Pensa a un partito che ha chiari gli interessi dell'insediamento sociale che vuole rappresentare, a partire dal lavoro e dall'accezione più ampia del termine. Penso a un partito che nelle sue linee di programmazione economica si concentra su un modello di sviluppo sostenibile. Pensa a un partito che si batte per uno Stato sociale che superi iniquità e diseguaglianze irreversibili, che sappia porre al centro della propria iniziativa i temi della legalità e della laicità dello Stato. Un partito che non ha la presunzione dell'autosufficienza. Pertanto il tema delle alleanze per noi diventa un tema strategico. Dobbiamo evitare di ripetere gli errori che hanno contribuito in maniera significativa a consegnare prima l'Italia, poi la Sardegna a una destra arrogante, populista e pericolosa. Le conseguenze per la nostra isola sono devastanti. Basti pensare alla cancellazione della nuova intesa istituzionale pronta alla firma già nel gennaio del 2008, che prevedeva nuove competenze e soprattutto un quadro finanziario certo e stabile. Non abbiamo certamente un governo amico in Sardegna, basti pensare a cosa è avvenuto recentemente sul G8, sui fondi FAS, sulla Sassari Olbia e l'elenco potrebbe continuare. In Sardegna la giunta di centrodestra, la maggioranza che la sostiene è senza un progetto, un'idea precisa sul modello di sviluppo, come spesso ripete quasi con orgoglio il presidente della regione Campernacci. Una giunta e una maggioranza incapace di affrontare la grave crisi che investe tutti i settori della nostra economia. Una giunta, ripeto, pericolosa perché a parole evoca la concertazione e il metodo partecipativo. Nei fatti utilizza le istituzioni per esercitare il più becero clientelismo, come è avvenuto nei giorni scorsi con il collegato alla finanziaria, spartendosi la ghiotta torta della sanità. Arroganza e uso spregiudicato delle istituzioni e delle risorse pubbliche per garantire un collante a una maggioranza senza un progetto politico.
spetta a noi, spetta al Partito Democratico, seppure all'opposizione, indicare una nuova fase di cambiamento per il Paese e per la Sardegna. Un progetto